questo Consiglio Comunale, appunto. Desidero che ci pensiate sopra, che ogni consigliere pensi sopra nel periodo che intercorre fra la presentazione di questa sera e la discussione con la votazione, perché ne reputo questioni piuttosto importanti anche in vista dell'opinione pubblica, in vista dell'andamento generale dell'economia, delle nostre famiglie. Vi illustro la prima mozione, appunto, che è una mozione che chiede l'immediata chiusura di Acque Vive SRL, che qualcuno ha anche ribattezzato Acque Morte, e magari adesso capiamo il perché. Premesso che la società Acque Vive SRL nasce il 23 giugno 2006 per la gestione del servizio idrico integrato, e cioè le forniture di acqua potabile, la gestione delle fognature e del depuratore, la relativa fatturazione delle bollette agli utenti di Somma Campagna e Sonera. In data 27 gennaio 2006 nasce Acque Veronesi SCAL allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale veronese. Ricordiamo che attualmente sono già 77 i comuni che hanno aderito, ai sensi appunto dell'articolo 113,5 lettera C del decreto legislativo 267 del 2000. Nei mesi seguenti anche i comuni di Somma Campagna e Sona hanno aderito a tale organismo a livello provinciale ed hanno perciò di fatto svuotato l'ambito di competenza principale della vecchia Acque Vive SRL. Ad oggi dunque Acque Vive SRL ha trasferito tutta la gestione del servizio idrico integrato, dipendenti, macchinari, fatturazione, ad Acque Veronesi, e viene a mancare pertanto il motivo principale per cui tale società a capitale pubblico era stata creata tra i comuni Somma Campagna e Sonera. Considerato perciò che una società comunque è un costo per l'amministrazione, per una serie di motivi, consigli di amministrazione, riunioni, incartamenti, sedi, considerato appunto che vengono a mancare le prerogative fondamentali per l'esistenza stessa di tale organismo, si invita il sindaco della Giunta, questo Consiglio Comunale, desidero proporre a questo Consiglio di invitare il sindaco della Giunta ad approvare le procedure per la dismissione e la chiusura il 31 dicembre 2008 della società Acque Vive SRL. E questa è la prima mozione. La seconda mozione riguarda sempre la società Acque Vive e va nel senso di ottenere con questa mozione la riduzione dei compensi spettanti al presidente e al segretario di Acque Vive SRL. Premesso che la società appunto Acque Vive per la gestione del servizio idrico integrato, che è nata Acque Veronesi, che le deleghe sono state passate, sono uguali le premesse della precedente mozione, si considera che le competenze che oggi sono gestite da Acque Vive SRL riguardano i soli settori di gestione delle aree verdi e del mercato ortofrutticolo, che sono settori che non vorrei dire settori marginali, ma sicuramente di secondaria importanza rispetto ad un bilancio che prima Acque Vive aveva da gestire le aree verdi o il mercato ortofrutticolo, insomma, sicuramente sono un livello molto molto inferiore, quasi incomparabile. Appunto gestisce oggi settori quali aree verdi e mercato ortofrutticolo, che hanno sempre funzionato autonomamente con il loro sistema, con i loro organismi, hanno funzionato fino ad oggi senza che ci fosse una società che va a controllare qualcosa che comunque già funzionava. Una battuta: per le aree verdi magari c'è bisogno di giardinieri, non certo di chi controlla i giardinieri, dico io.
sono ancora in essere, in questa società a cui vive, le figure del presidente del consiglio di amministrazione, il signor Allegri Giandomenico, ed il segretario, il signor Palmarino Locatelli, che percepiscono tuttora, rispettivamente, una retribuzione di 2.000 euro e di 2.400 euro lordi mensili. Questi sono gli atti dell'ufficio ragioneria, che non mi invento io. E se non vado errato, per 14 mensilità. Si invita pertanto il sindaco e la giunta ad adeguare i detti compensi alla minore entità della competenza societaria, assimilandoli quantomeno a quelli percepiti dai consiglieri comunali, che se non mi sbaglio sono 20 euro a seduta, o al massimo a quelli del consiglio di amministrazione della casa di riposo, che è un altro organo importante per Somma Campania, che sicuramente i membri del consiglio non prendono le cifre prima menzionate. In particolar modo mi vorrei rivolgere ai colleghi della Lega Nord, che in questo caso sono chiamati in causa perché Giandomenico Allegri è in quota PD e Palmarino Locatelli da parte di Soma è in quota Lega Nord, a fare proprio una riflessione profonda su come tante volte le vostre idee vanno nella direzione di snellire e di andare più vicini al cittadino, e invece quando si tratta di avere delle cariche, dei posti, delle retribuzioni, allora va bene anche mettersi d'accordo con il centro-sinistra. Magari forse sbaglio a rivolgermi a voi, magari dovrei rivolgermi al nostro senatore, quindi Somma Campania, da cui voi siete direttamente o indirettamente, diciamo, pilotati, passatemi il termine. La terza mozione riguarda tutt'altro argomento e chiede appunto un allestimento di un'area attrezzata tipo parco giochi in via Berto Barbarani presso il capoluogo. Premesso che la via di quartiere in oggetto negli ultimi anni hanno visto un notevole sviluppo insediativo di tipo residenziale, è doveroso da parte di un'amministrazione comunale dare adeguate risposte anche alle esigenze dei più piccoli, degli anziani e della relativa famiglia. Considerato che attualmente è disponibile nella via in oggetto, un'area di verde di circa 30 metri quadri, dovrebbe essere dove sarebbe possibile appunto installare qualche panchina, qualche giostra per rendere meglio fruibile coloro che vivono nella zona. Anche qui invitiamo il sindaco e la giunta ad attivare le procedure presso gli uffici competenti per la